Ed ora alcune novità di calciomercato per quanto riguarda le agrigentine. Le agrigentine di promozione e di eccellenza. Per quanto riguarda l'Empedoclina, oltre a rafforzare l'organico tra riconfermi ed arrivi di qualità come quella di Giovanni Taormina, si potenzia anche la base tecnica. Il vice del neotecnico Peppe Gambino sarà l'ex bandiera granata e capitano Peppe Granone, che ha deciso di appendere le scarpette al chiodo e a dedicarsi interamente alla propria squadra. Anche lo Sciacca, che partecipa al torneo di eccellenza, registra alcuni arrivi di qualità. Infatti è arrivato il giovane portiere Luca Amata, catanese puro sangue, classe 2003. Il giocatore, cresciuto nel settore giovanile della Sicula e Leonzio, poi ha giocato con il Biancavilla, l'Avello, l'RG Ticino ed ha fatto l'esordio in Serie D nella scorsa stagione con il Canicati. Ritorna a casa anche il giovane centrocampista saccense Mattia Golino, figlio d'arte, dopo la parentesi positiva con l'Acregas, ma in precedenza aveva indossato la maglietta del Cittanova in Serie D e quella della Vivonese in Lega Pro. Infine, un altro giovanissimo portiere classe 2005, si tratta di Pietro Licata, che ha giocato a Casteltermine nello scorso campionato di promozione nel girone di ritorno.